Buongiorno a tutti, vediamo ora come calcolare l'integrale di una funzione razionale fratta in cui il denominatore è di secondo grado e ha la discriminante delta uguale a 0 e quindi si può scrivere questo denominatore come una costante che moltiplica il quadrato di un binomio. Ok, per prima cosa diciamo soltanto che se il grado del numeratore fosse maggiore del grado del denominatore potremmo fare la divisione tra polinomi, così come ho spiegato nel video dell'integrale per il caso delta maggiore di 0, potete vedere là, e comunque in quel caso avremo l'integrale di un polinomio più l'integrale di una frazione dove il numeratore ha comunque grado inferiore al denominatore. Allora adesso ci basta calcolare il caso in cui il grado del numeratore è minore di 2, che è il grado del denominatore, quindi di grado 1. Poi se sarà di grado 0, una costante lo vediamo dopo, che è ancora più facile. Ok, quindi abbiamo un polinomio grado 1 fratto un polinomio grado 2 che ha discriminante delta uguale a 0. Adesso, se si può, si raccoglie. Qui possiamo raccogliere 3. Comunque, no, vabbè, raccogliamo il coefficiente di grado massimo di x al quadrato, che qui è 3. Ok, 3 che moltiplica questo. E poi appunto questo qui è il quadrato di un binomio, x meno 2 al quadrato, proprio perché delta è uguale a 0. E vabbè, adesso l'abbiamo scritto in questa forma. Adesso qual è l'idea di scrivere questa frazione come un certo a da determinare fratto x meno 2 più un certo b da determinare fratto x meno 2 al quadrato. Adesso non solo mettiamo il denominatore comune, ma mettiamo anche questo 3 per avere un denominatore che è identico, in modo da confrontare le due espressioni. Quindi questo a va moltiplicato con 3 per x meno 2 e questo b va moltiplicato semplicemente con 3. Quindi adesso moltiplichiamo e riordiniamo e abbiamo 3a che moltiplica x. Allora, questa espressione è uguale a questa espressione, il denominatore è identico, confrontiamo i numeratori. Allora, qui 3a moltiplica x e qui 6 moltiplica x, quindi 3a deve essere uguale a 6 e meno 6a più 3b deve essere uguale a meno 21. Adesso qua semplicemente dividiamo con 3, troviamo direttamente che a è 2, e poi questo 2 lo mettiamo nella seconda equazione, qua abbiamo meno 12 più 3b è meno 21, vabbè 3b, questo portiamo dall'altra parte, e vabbè, semplicemente troviamo che b è uguale a meno 3, abbiamo trovato a e b, quindi il nostro integrale l'integrale della somma è somma di integrali. Allora questo integrale qua possiamo scriverlo come integrale di 2, perché a è uguale a 2, 2 fratto x meno 2 più integrale di b era meno 3 fratto x meno 2 al quadrato. Questo 2 e 3 possiamo portarli davanti agli integrali, i costanti si possono portare davanti. Qua abbiamo integrale di 1 fratto x meno 2 qua, e questo secondo invece ci conviene scriverlo come integrale di x meno 2 alla meno 2. Perché? Perché adesso useremo questa regola. Allora, per questo primo integrale useremo la regola integrale di derivata di f fratto f uguale logaritmo naturale valore assoluto di f. Allora, al numeratore abbiamo la derivata di f, la derivata di x meno 2 è 1. Va bene, allora siamo a posto come qua. Comunque se avessimo dovuto mettere un'altra costante non sarebbe un problema, e andare a introdurre costanti qua negli integrali non è mai un problema. Vabbè, comunque questo direttamente è logaritmo naturale il valore assoluto di x meno 2, non dimentichiamoci i costanti che stanno davanti, e meno 3, e adesso questo qui invece si calcola con un'altra regola, integrale di derivata di f per f elevato alla alfa è uguale f elevato alla alfa più 1 fratto alfa più 1, sempre più costante. E allora, qui abbiamo x meno 2 alla meno 2, alfa è meno 2. Qua dobbiamo calcolare il nostro esponente più 1, meno 2 più 1 è meno 1. Allora avremo x meno 2 alla meno 1 fratto meno 1. Ok, adesso questo meno 3
fratto meno 1 diventa un più 3, e x meno 2 è la meno 1, la scrivo come 1 fratto x meno 2, quindi trovo più 3 fratto x meno 2. Abbiamo calcolato l'integrale di partenza, 2 logaritmo naturale del valore assoluto di x meno 2 più 3 fratto x meno 2 più costante, l'abbiamo calcolato. Vediamo ancora il caso in cui il numeratore è a grado 0, una costante, perché si fa più velocemente, non serve fare tutto questo procedimento. Calcoliamoci l'integrale di questo 5 fratto questo polinomio di secondo grado che ha comunque delta uguale a 0. Vediamo, allora qui raccogliamo il coefficiente di x al quadrato, questo 2. Vabbè, abbiamo questo in parentesi, questo è il quadrato di un binomio proprio perché il delta discriminante era uguale a 0, questo è x meno 3 al quadrato. E adesso cosa facciamo? Questo 5 e questo 2 che sono costanti le portiamo davanti come 5 mezzi e qua abbiamo x meno 3 alla meno 2 e quindi usiamo la regola della potenza, integrale di derivata di f per f all'alfa e f all'alfa più 1 fratto alfa più 1 che abbiamo usato anche prima. E allora questo 5 mezzi ce lo teniamo davanti, qui meno 2 più 1 e meno 1, abbiamo x meno 3 alla meno 1 fratto meno 1. Questo meno 1 lo vado a mettere con 5 mezzi, meno 5 mezzi, 1 fratto x meno 3. Questo andrebbe anche bene, sempre più costante. Volendo si può scrivere così, meno 5 fratto 2 per x meno 3, più costante. Va bene, abbiamo calcolato anche questo. Per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.